Quella giacca lì ovviamente non è una velleità di eleganza, ma è un trucco con la cravatta di righe, che se mi muovo velocemente si lo sciova male, mentre voi invece che mi sono zaccati. Parlerò un po' di triestino, un po' di stampatello, perché vedo che si interagisce molto di stampatello. Io invece voglio spingere sei fullani che ha fatto la Divina Commedia, i fullani potrò fare il mio tocco di triestino. Allora, no, abbiamo alcune foto, sì, nel frattempo devo fare quello di acciaio per vedere nel frattempo che succede in questo caso c'è gente che vende una mazza ferrata medievale in legno e gancio di cuoio per appendere al muro. Per capire che è una roba spettacolo, non so se l'avete mai visto. Allora, abbiamo delle fotografie, sì, benvenuti a Trieste, tocchi murai e telecamera. Su questa roba io volevo dire questo, dico, se tanto che faccio questi show al Teatro Mira, che tra l'altro essendo lo zoccolo duro dei comunisti, omosessuali, drogati, eccetera, poca considerazione, poi si parlava dei politici, noi avevamo sempre gli amministratori travestiti dei veci che viene a sentirci che dicevo, e la lei dopo i primi 6 mesi che ha smesso di salutarmi, quindi ormai sono in volta. Allora dico, Trieste ha sbagliato il claim, perché il mio discorso è collaterale, perché qua si parla di robe serie, si parla di sta roba che puoi far bene, puoi far male, e non metto qualche pazzi male. Però dico, la città non ha bisogno di sta roba che scioppa eventualmente, ha tante altre situazioni da poter sviluppare, dicevo, che si è rimasto un po' al ciolo da quando gli italiani, che hanno vinto tutte le guerre, almeno quella che doveva perdere, quella che non ha perso tutte le guerre, quella che doveva perdere, no? Quella che doveva vincere, nel senso l'aveva persa, eccetera. Dico, Trieste è un posto dove quando nel resto dell'Europa chi mangiava la banana per la scorza vendevano su il zoccolo dei treni, Trieste non saliva né venire né tornare, non si sa come sono mai, come l'ha fatto venire? Non saliva né arrivava più. Che il treno, dico, no? Allora, poi vi dico, allora, vieni, Trieste ti aspetta. No, che no, cioè, l'uomo ormai se muovi sui gesti di sfida, no? Allora, lì sì. No, devo venire in Trieste ti aspetta, dice, quei due che devi venire, quei due turisti che devi venire. Andiamo a Trieste, no, avrei fatto a Trieste, se là, aspetta, no? Allora, come gesto di sfida mica avessi scritto, non stai venire a Trieste, non avevamo mai punti. Se un altro partirà a Roma, veniamo a Trieste. Diciamo il claim che si è sbagliato. Allora dico, dopo sì, ho fatto delle foto in giro perché in un'epoca dove tutti rubano, allora questo segno di no. Questo non voleva vedere la sua scritta, non voleva vedere. Però dico, il tempo dove tutti rubano, queste foto mie, foto mie con le mani sante. Dico, ecco, Trieste è il turismo, no? Vieni due teloni, non è che vieni, sei da vedere le televisioni qua, due teloni, no? Ospita tutto i soldi, mica sono un terreno, ma vedo una roba del genere in un posto dove vado, dicono dritto cazzo. Anche perché dico, no, cioè, allora, pubblicizziamo Mudande, pubblicizziamo parole, pubblicizziamo creme vaginale, qualsiasi ora, non si vede, ma cosa serve pubblicizzare sta roba? Tanto arrivo sicuro! Prendiamo una ciorda per dire non è proprio dico, e comunque, proprio sulla roba dove tu vedi una moneta che passa a partire, proprio qua! Dopo che non stiamo parlando di Liga Seconda, perché mettessi due barretti sul mare e che i cavalli le guardano. Allora, io vado su e giù tra qui la capitale famosa Pozzoletto, mi sono un tipo scomodo, lavoro a Roma e vivo a Trieste, no? Non è troppo comodo, ok? Io pincio, vengo a trovare mio figlio. Vado su e zoo per la città, con tutti i mezzi, ma specialmente con l'auto, perché con l'aereo non si arriva a andare. L'aereo qui, il lunedì, come domani mattina, volo in prima alle 11 a 700 km da qua. Vado in aeroporto alle 6, con l'aereo alle 6:50. Tutti i pettinai all'aeroporto, questi musichetti del lift, tutti fermi, zitti, in silenzio, pare siamo tutti morti. Se perfetti e pronti, solo che l'aereo che sconta a Roma arriva da Roma. Allora, una volta sei Colombi sulla pista, una volta sei la Will sulla pista, una volta sei sulla pista. L'aereo arriva con 2 ore di ritardo, sbarca quei, cambia l'autobus, metti benzina, pulisci dentro, l'aveva acceso, te parti 3 ore dopo, te perdi il lavoro, non te costa comunque 240 carte. Cosa succederà? Però so che le cose cambiano.
cioè nei servizi per ora la cassa devi mettere lì a farlo